Benvenuti da Telaltobut, edizione di sabato 24 di gennaio 2026 dal nostro notiziari. Dopo 2 mesi la natura ci torna a regalare i spettacoli da luz dal nord. La tempesta di radiazione solare che si è manifestata lunedì di sera è la più grande dagli ultimi 20 anni. Le foto che state vedendo sono state fatte da Elisabetta Scrignaro sul Mostiart, entro le 10 e le 11 di sera. Col 19 di gennaio sono cambiati gli orari dagli ambulatori di Valade. Il lunedì si chiatterei svierz a forza di ore da 9 a 10:10, a forza di 8 da 1:10 a 4:10, a 2:10 da 1 a 5. Il marters a Sauris da 9 a 10, a Ville da 1 a 5. Miercus a 2:10 da 9 a 10. Ioibe a Ville da 9 a 10 e a Paular da 1 a 4. Viners a 2:10 da 9 a 10. Per prenotazione si può esclamare da lunis al viners da 9 a 2 il 34 vot 36 14 110 o il 366 96 24 516. In tai di passati il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato la nostra compaesana Manuela Di Centa Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana per meriti sportivi e come dirigenziali. Ascoltiamo allora le sue parole piene di emozione per queste onorificenze. Sei proprio contente, tanto contente, una grande emozione, un momento speciale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mi ha consegnato queste onorificenze, grande ufficiale, e c'è di un orgoglio, un sentimento profondo per il lavoro fatto come consigliere all'interno dell'Omri stesso per 7 anni e dopo dice che è stata una vita di sport e tante robe, insomma, ecco, all'estate c'è tanti mi ha domandato tante robe e all'estate era interessante sentire le domande che faceva perché sembrava quasi che era quasi un tecnico. Indubbiamente Sciodarin l'ha detto il SIS all'apertura ai Giochi Olimpici di Milan Cortina 2026 e dopo io in taglio cura ho pensato che questa onorificenza è anche sulla strada dice che sei io da dove chi vengo e la smesradis sono ridotte le dedicate a me nonne Irme perché a mia ieri anche che a te non erine ma non Irme erano portatrice carniche e io hai sempre in tal cura la sua paraules i suoi insegnamenti e quindi pensi che io sarei stata contenta di odimi così con questo bel diploma, con questa bella medaglia speciale. Mandi! Voi dopo di MSD, gruppi dagli alpins dall'Alto But hanno organizzato la Chiaminada in Tenerife in riguardo delle battaglie di Nicolaevska, combattute dagli alpins in tal 43 intanto da ritirate di Russia. Posto! Rappresentanze attenti! Rappresentanze riposo! Sui muri di questo saccello sono affisse le lapidi nominative dei morti. Questo è il momento che ci richiama al dovere di leggere, ognuno di noi, quei nomi che sono identificativi di una persona che ha lasciato la casa, la famiglia, tante volte i figli, perché è stato mandato in guerra ed è morto. Non valgono statue, non sono necessarie rappresentazioni bronzee o marmoree, o peggio, di generali ripresi a cavallo. Bisognerebbe per ogni nome ricostruire la sua storia e poi ricostruire il suo patimento, lo strazio del suo corpo, per renderci conto di che cos'è in realtà una guerra. Allora, come disse un certo signor Bismarck,
Sui campi di battaglia non si possono ricordare i morti con fanfare e con parole, troppo spesso inutili. Vale solo il silenzio. Ecco, prima di riprendere il nostro cammino per raggiungere la chiesa di San Daniele, rimaniamo in silenzio. Sunt taccats con voi i laboratoris das idees da l'EN che veniran fatti in sale San Iacum in tei proxims fin setemanes. Las idees sono state tirate fuori da mularie de scuole medie di Paluce e cumò gli artisti Giulio Squarci, Emanuele Bertossi, Michele Bezzana e Luca Gabrielli alla sfageran diventà alc di concreto. I prossimi laboratori si tegneranno sabide 20 di febbraio, domenie 1 di marzo, sabide 6 di marzo, domenie 20 di marzo, sabide 14 di marzo, sabide 21 e domenie 22 di marzo. Il sabide con oraris 12:05, la domenica das 10 all'1. Sono Claudia, cooperativa da Matra. Noi abbiamo avuto l'incarico dal Comune di Paluzza e dal Comune di Sudrio per svolgere delle attività all'interno di un progetto finanziato dal PNRR. Un progetto che i 2 comuni hanno vinto e con il quale poi ha realizzato tantissime cose, compreso il laboratorio del legno di Sudrio. Il nostro compito è quello di lavorare con le nuove generazioni, con i ragazzi, con i bambini, con i ragazzi, e abbiamo già realizzato tanti percorsi. In particolare però per Paluzza abbiamo pensato a un'idea di laboratori, di workshop affiancati dagli artisti per i ragazzi di Paluzza. Con i ragazzi di Paluzza stiamo lavorando nelle scuole perché ci regalino delle idee, la loro visione degli alberi, la loro visione del legno, la loro visione dell'ambiente, qualunque essa sia. Visioni che proponiamo agli artisti e con gli artisti poi realizziamo questi laboratori che cominciano oggi, aperti a tutti, possono venire anche genitori, fratelli più piccoli o più grandi, per mettere in forma le idee. Gli artisti ovviamente sono differenti, hanno dei linguaggi personali molto particolari. Giulio Squarci ha il linguaggio del video, Emanuele Bertossi è un illustratore ma anche uno scultore, Michele Bezzana arte contemporanea, arte relazionale, arte che si mette anche in movimento in modo meccanico, e Luca Gabrielli, un artista triestino, un grande disegnatore, molto esperto nelle attività proprio che uniscono l'arte ai desideri e al linguaggio dei più piccoli. Quindi in sostanza quello che faremo è prendere le idee dei ragazzi che vivono qui, che sono idee generose e vere, e dare forma usando i linguaggi degli artisti. A fianco lo facciamo insieme in appuntamenti che cominciano oggi e finiscono il 22 marzo, alternando i sabati e le domeniche. Martedì 27 e la giornata di memoria, il comune di Tumieccia ha organizzato una serie di iniziative. A città che martedì 27 a 11 in tal teatro comunale Luigi Candoni, con una chiacchierata tra l'autrice Raffaella Carnielutti e studenti da Istituto Superiors Tumiecins, in occasione della presentazione dal libri alla gentilezza di chi la raccoglie, dall'inferno di Buchenwald una storia vera. Calconte la storia della deportazione dal tenente Giulio Carnielutti, che è il pari dall'autrice, e il suo lungo internamento in il campus di concentramento. In tal dopo di miesdì, in ta stesse giornate, a 5 miege, in biblioteche, venirà presentato il volume Stragi nascoste, tra occultamenti, ragioni di Stato e interessi internazionali, di Mauro Tonino. Approfondimenti su per stragi nazistes restate per masse tempo senza giustizia. La serie ha svolto in tal teatri Don Bosco, al venire fatto l'inquintri spettacolo La pace è ancora un sogno, donne ebree in Friuli dal risorgimento alla Shoah e oltre. Una narrazione teatrale tra paraules, immagines e suggestioni musicali.
Las celebrazioni si concluderanno ieri 29 a 5 miege in te biblioteche civiche Pittoni con la presentazione dal libri I treni per i lager, la deportazione dalle carceri di Udine e di Pordenone, settembre 1943, aprile 1945, di Luciano Patat. L'opera torna a costruire con un rigoroso lavoro di ricerche storiche las liendes das personas arrestades e deportades dal territorio furlan. Sabide 31 a 5 miege in te sale consigliar dal comune di Paluce al venirà presentato il libro I miei giorni a Dachau, Untermenschen, i sottouomini di Piero Maieron, a cure di Marco Koslovic. In questa terza edizione dal libro, scritto dal nostro compagnon, mantiati in tal 2000, i tiatini i contributi dai figli Roberto e Alessandra e Patrizia Del Col, presidente dell'Associazione Nazionale Ex Deportats Politics in tai campus nazisti. In questa occasione la mularia de classe seconde B de scuole medie di Paluce presenterà il libro a fumetto Pino, che ha mettuto ad con gli autori di Moreno Tomasetti. A designs da loro abolizione in te nostre regioni attorno in las provinces, che da chi in denanta si chiameranno enti di area vasta, cui organos che saranno eletti direttamente dai cittadini. Con 100 votos favorevoli, 50 contrari e 3 astensioni, l'Aula del Senato ha di fatto approvato il disegno di legge costituzionale di riforme da statuto speciale delle nostre regioni. Al quarto e ultimo passaggio che dà il via libera definitiva e legge di iniziative dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che modifica anche la disciplina del referendum confermativo su leggi su forme di governo e sistema elettorale regionale e al progetto un numero fisso di consigli regionali che saranno 49 e non più in base al numero dei residenti. All'esulte il governatore Massimiliano Fedriga. L'approvazione assegna il coronamento di un impegno chiappato con la comunità regionale. E concludiamo con la pagina da sport. Las giovines de prima divisione de squadre di pallavolo paluciane no sere han vinto 3-0 contro la squadra di Rivignan. Sabide passato, come chi vos avevi in contatto, in tal là di Chiavaccia sono stati fatti per prime volte i campionati italiani di nuotare in tasaghe glaciate, valadì in aghes che hanno una temperatura intorno dai 4 gradi e miec. Presente tra i 100 atleti è anche Tropeano Egor, già campione mondiale di questa specialità e che in questa occasione ha vinto il titolo italiano in gare dai 500 metri a stile libero e l'hanno data a rane per un miglio col team di 27 minuti e 10 secondi. Domenica in 30 di loro sono entrati in tallà dal predi accompagnati dall'istruttore Giovanni Garsina, presidente dell'associazione Adria. Vi odin allora il video mettuto ad da Davis Solerti.
E alle tutte in questa edizione dal nostri notiziari, io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e mi raccomando, non state a dimenticare che per l'autobus al ben prima di tutto, mandi!